Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. Dal lunedì quindi in Friuli Venezia Giulia, prima regione in Italia, scatterà il Super Green Pass. Locali, eventi, discoteche, teatri, cinema accessibili ai soli vaccinati nonostante la zona gialla e perché guarito dal Covid. Non sarà così invece per i non vaccinati che dovranno sottostare alle restrizioni. Sentiamo il primo servizio della giornata. Bar e ristoranti, ma anche teatri, discoteche, stadi e festa aperta ai soli vaccinati e a coloro che sono guariti dal Covid, non accessibili invece per tutti gli altri. Il Super Green Pass per il Friuli Venezia Giulia, unica regione che da lunedì sarà in giallo, scatterà con queste regole già a partire da lunedì 29. La nostra regione anticiperà tutte le altre accogliendo fin da subito le direttive del nuovo decreto che scatterà in Italia il 6 dicembre. Il governo ha quindi accettato la proposta di Federica. Lo scatto in giallo, in base alle vecchie direttive, avrebbe limitato le capienze al 50% nei cinema e nei teatri, avrebbe chiuso le discoteche, avrebbe ridotto a 1000 i tifosi agli stadi, a 4 le persone consentite al tavolo nei bar e nei ristoranti. Così non sarà più per i vaccinati e per coloro in possesso del certificato di guarigione che saranno liberi di accedere a eventi e locali, anche nel caso in cui la situazione dovesse evolversi in peggio, ovvero dovesse scattare nei prossimi giorni la zona arancione. Diversamente, in tutti questi ambiti l'accesso sarà vietato a coloro che non si sono sottoposti a profilassi e non basterà più nemmeno il Green Pass base con tampone negativo. Per distinguere due certificati, Super Green Pass e Green Pass base, è in corso in queste ore un aggiornamento dell'app da cui scaricare il nuovo documento. Unica eccezione che varrà per tutti in Friuli Venezia Giulia, visto il cambio di colore, quello di indossare la mascherina all'aperto. Infine, dal 6 dicembre, data che varrà per tutta Italia e quindi anche per la nostra regione, in aggiunta sarà esteso l'obbligo del Green Pass base sui mezzi pubblici, negli spogliatoi degli impianti sportivi e negli alberghi. 728 le positività riscontrate oggi, in generale su 8.395 tamponi molecolari sono stati rilevati 665 nuovi contagi con una percentuale del 7,92%, su 16.456 test rapidi antigenici, i 63 i casi rilevati, 0,38%. Nella giornata odierna si registrano 6 decessi, un uomo di 100 anni di Ronchi delle Legionarie, un uomo di 88 di Savogna di Sonzo, un uomo di 87 di Trieste, un uomo di 84 di Capriva del Friuli, una donna di 84 anni di Trieste e infine un uomo di 82 anni di Gorizia. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26, i pazienti in altri reparti risultano essere 260, 14 le positività riscontrate nel servizio sanitario regionale, 18 i casi tra gli ospiti delle residenze per anziani a cui si devono aggiungere anche altri 3 operatori. Sono 30 le donne incinte che hanno aderito alla giornata di vaccinazione indetta dall'azienda sanitaria udinese. Lo facciamo, hanno fermato i nostri microfoni per tutelare i nostri figli che portiamo in grembo. Sentiamole. Elga, perché hai deciso di fare la vaccinazione nello stato di gravidanza? Perché essenzialmente bisogna proteggere il bambino e chi hai attorno. Ho maturato tanto, ho aspettato tanto, adesso che bene o male il feto si è tutto creato, anche per un eventuale quando mi ricoverano eccetera, ho pensato che fosse la cosa migliore da fare. Sono preoccupata, ho deciso di vaccinarmi soprattutto perché sempre più donne gravide e purtroppo vengono ricoverate in terapia intensiva e ho avuto un po' di paura, più di quello che non del vaccino. È una decisione che ho preso io e quindi la porto avanti. Dottoressa Driul, quando è che le donne possono sottoporsi al vaccino, quelle che sono in gravidanza? Noi consigliamo il vaccino nel secondo e nel terzo trimestre durante l'allattamento, se ci sono delle problematiche particolari anche nel primo trimestre di gravidanza. Le evidenze più chiare sono secondo, terzo e anche appunto allattamento, perché c'è un passaggio di protezione chiaro anche al neonato e riteniamo importante questa scelta per mamma e bambino proprio per la protezione per entrambi. Di contro la manifestazione dei No Green Pass che è stata organizzata nel tardo pomeriggio di oggi a Udine, vi facciamo vedere adesso le immagini, un centinaio di persone, 400 circa, che si sono radunate in piazzale Diacono e poi hanno sfilato prima di arrivare in piazza
20 settembre. Il corteo è stato accompagnato dai soliti cartelli e cori che da quest'estate hanno accompagnato i No Vax e i No Green Pass. Ecco, queste sono le immagini che ci sono appena arrivate. Manifestazione, voltiamo pagina questa mattina invece a Palmanova dei sindacati per dire no alla manovra Draghi su fisco e pensioni, una finanziaria che non risolve il problema del precariato, hanno urlato dalla piazza 500 delegati che fanno parte delle organizzazioni sindacali, sentiamoli. Fisco, pensioni, ammortizzatori e politiche attive sono delle riforme che non sono più ritardabili. Abbiamo un tessuto sociale che il Covid ha evidenziato le criticità e a cui dobbiamo mettere rimedio rapidamente. Sulle pensioni le risorse sono insufficienti e tra l'altro quota 102 non risolve i problemi. C'è tutto il tema del fisco, che noi vogliamo che gli 8 miliardi vadano tutti per lavoratori e pensionati, ma anche dentro aliquote che siano rispettose anche delle fasce più basse. C'è poi tutto il tema del lavoro precario, nulla si vede qua in questa finanziaria per dare un'inversione di tendenza. Siamo per chiedere, dopo la pandemia che ha messo a nudo tutti i limiti sociali ed economici del nostro Paese, una società più giusta, e non si può non partire da una riforma equa delle pensioni e del fisco. Le pensioni bisogna dare la possibilità a uscire a 61 anni, bisogna permettere a uno che ha lavorato 41 anni di contributi a andare in pensione senza nessun tipo di limite anagrafico, bisogna dare risposte alle donne e ai giovani rispetto alle carriere discontinue e rispetto all'assistenza e alla cura, riconoscendo i contributi figurativi per facilitare l'uscita dalla pensione. Il coordinamento regionale dei 4 ospedali, Gemona, Cividale, Maniago e Sacile, ha organizzato oggi un flash mob per sensibilizzare la giunta regionale sulla riapertura dei servizi dei piccoli nosocomi. Queste le foto che ci arrivano direttamente dal comitato di Gemona, dove è stata denunciata la chiusura del punto del primo intervento e le criticità per il servizio di guardia medica. Ha chiesto anche un consiglio comunale aperto a Gemona e la necessità di riavere un vero reparto di medicina che possa ospitare i pazienti più anziani. E allora sentiamo a questo proposito le interviste realizzate a Cividale. Oggi, come le altre volte, dobbiamo combattere contro questa amministrazione regionale, contro l'assessore Riccardi, in quanto non vuole sentire per aprire i nuovi servizi cividalesi. Noi chiediamo solo quello che c'era stato prima del 7 gennaio del 2020, quindi la medicina, la chirurgia, il pronto soccorso, il CAF e la guardia medica a San Pietro al Natisone. Sappiamo appunto che questo è un momento di nuovo Covid, un'ennesima ondata dopo 18 mesi. Riteniamo però che con il freddo, con il cattivo tempo, la gente delle valli del Natisone non può andare di continuo all'ospedale di Udine sovrasaturandolo. Quindi chiediamo che vengano rispettati anche i diritti, naturalmente non solo delle persone di Cividale, ma delle valli del Natisone. La cronaca, la squadra mobile di Udine della Polizia di Stato ha denunciato una 77enne argentina. Dalle verifiche è emerso che la donna da giugno 2011 era titolare di una pensione sociale percepita indebitamente perché non era titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, contrariamente a quanto dichiarato. L'INPS ha interrotto per questo il pagamento, determinando in 55.000 euro i compensi percepiti senza titolo. Hanno sfilato con le scarpe rosse per manifestare contro la violenza sulle donne. Protagonisti questa volta sono stati degli uomini. Sentiamo. È giusto che gli uomini assumano le proprie responsabilità e marcino da soli, ma a fianco, a sostegno delle donne, della violenza contro le donne che in questi anni sta aumentando in modo esponenziale. Quindi è un segno semplice, tangibile però della vicinanza degli uomini alla lotta contro le violenze sulle donne. Il problema vero, secondo noi, è un problema culturale soprattutto, è di decolonizzare la mente degli uomini, e questa è un'operazione culturale che dovrebbe essere parte integrante di un progetto politico a medio-lungo periodo, altrimenti le cose non credo cambieranno con le marce.
Cosa vi aspettate da questo tipo di manifestazione? Beh, intanto di incontrare tanti uomini sui quali puntare lo sguardo e cercare di renderli consapevoli che stiamo cercando di smuovere un qualche cosa di culturale, di molto grosso e di molto culturale. E poi ci aspettiamo anche che insomma, la gente si abitui un pochino a vedere questo tipo di iniziativa che prendono gli uomini finalmente, perché sono loro quelli che devono convincersi che c'è qualcosa di sbagliato. Andiamo ora a Ruda, dove è stato dimezzato a causa dell'aumento dei contagi il calendario degli eventi natalizi. Il sindaco Franco Lenarduzzi è preoccupato per la vicinanza del suo comune all'Isontino e soprattutto alla Slovenia. Ci dice tutto Daniele Paroni. Lenarduzzi, lei di fatto è preoccupato per la situazione del Covid. Ruda non ha tantissimi abitanti, ma siamo vicini a un territorio dove ci si è vaccinati poco. Purtroppo è vero, i dati ci preoccupano perché sono dati che vanno presi con le pinze, nel senso che quando sai che c'è un numero che è proclamato, immagini che, come dire, ci sia anche un'estensione di quel numero di chi non ha avuto, come dire, delle segnalazioni ufficiali. Siamo vicini all'Isontino, la Slovenia è a 2 passi, chiaramente molti dei miei cittadini lavorano nell'ambito anche, come dire, quasi trasfrontaliero, e quindi la preoccupazione c'è. Speriamo davvero che noi abbiamo un centro tamponi fatto con 4.000 tamponi con i medici di base, abbiamo un centro vaccini che ha attivato la 3ª dose, speriamo e richiamiamo la nostra comunità a essere consapevole dei rischi che ci sono e andare a vaccinarsi. Avete dimezzato il programma natalizio? Purtroppo sì, tutti gli eventi che avevano, come dire, in programma anche un'aggregazione in termini di cittadinanza, popolazione, eventi di questo tipo, li abbiamo tagliati e quindi abbiamo cercato. Il comune di Sutrio allestirà una parte del presepe in piazza San Pietro nel Natale 2022. Ieri il sindaco è andato a Roma per fare un sopralluogo. Siamo a Roma in delegazione con il sindaco che è qui vicino a me del comune di Sutrio, siamo assieme anche a rappresentanti del turismo FVG e altre delegazioni del volontariato del comune di Sutrio. Siamo venuti giù a parlare con il direttore Villalobos per quanto concerne il presepe del 2022 che il comune di Sutrio ha avuto l'onore, grazie alla regione e al turismo FVG, di poter realizzarlo e quindi esporlo qui al Vaticano il prossimo anno 21. Abbiamo parlato delle problematiche, delle situazioni, cosa dobbiamo e non possiamo fare, e quindi è una giornata proficua, abbiamo chiarito parecchie cose e quindi siamo pronti per il prossimo anno per iniziare la realizzazione delle statue e poi esporre il presepe. Sono il direttore Don Rafael García de la Serrana, direttore delle infrastrutture e servizi del governatorato, e vorrei dare un saluto alla comunità di Sutrio e anche un ringraziamento per quell'iniziativa così bella di donare il presepe dell'anno prossimo 2022 al Santo Padre che ci sarà nella piazza di San Pietro. La sezione artiglieri di Butrio organizza la celebrazione della festa in onore della patrona Santa Barbara. L'appuntamento per domani alle 9:45 nel piazzale antistante il comune. E ora chiudiamo con lo sport, con l'Udinese, domani impegnata contro il Genova, sfida chiave per la salvezza. Sentiamo mister Gotti. Vorrei vedere intanto che non ci siano i 2 volti, o meglio, che non ci sia il volto che ci piace di meno, perché questa squadra praticamente in tutte le partite, quasi tutte le partite, ha avuto dei momenti buoni, molto buoni, e però in molte partite ha dei cali di rendimento, di fatto proprio ha dei cali di rendimento, e che ti fa dire che ancora un po'. Questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata.